Buongiorno carissime, buongiorno carissimi. Spero che stiate tutti bene ed eccoci qua per continuare la lettura del nostro libro Cuore. E l'episodio che vi leggo adesso si intitola Litigio. Eppure no, non fu per invidia che egli abbia avuto il premio ed io no, che mi bisticciai con Coretti questa mattina. Non fu per invidia, ma ebbi torto. Il maestro l'aveva messo accanto a me. Io scrivevo sul mio quaderno di calligrafia. Egli mi urtò col gomito e mi fece fare uno sgorbio e macchiare anche il racconto mensile, Sangue Romagnolo, che dovevo copiare per il muratorino che è malato. Io mi arrabbiai e gli dissi una parolaccia. Egli mi rispose sorridendo: non l'ho fatto apposta. Avrei dovuto credergli perché lo conosco, ma mi spiacque che sorridesse e pensai: oh, adesso che hai avuto il premio sarai anche montato in superbia. E poco dopo, per vendicarmi, gli diedi un urtone che gli fece sciupare la pagina. Allora, tutto rosso di rabbia: tu sì che l'hai fatto apposta, mi disse, e alzò la mano. Il maestro vide, la ritirò, ma soggiunse: t'aspetto fuori. Io rimasi male, la rabbia mi sbollì, mi pentii. No, Coretti non poteva averlo fatto apposta. È buono, pensai. Mi ricordai di quando l'avevo vista in casa sua, come lavorava, come assisteva sua madre malata, e poi che festa gli aveva fatto in casa mia e come era piaciuto a mio padre. Quanto avrei dato per non avergli detto quella parola, per non avergli fatto quella villania. E pensavo al consiglio che mi avrebbe dato mio padre. Hai torto? Sì? E allora domandagli scusa. Ma questo io non osavo farlo. Avevo vergogna ad umiliarmi. Lo guardavo di sott'occhio. Vedevo la sua maglia scucita alla spalla, forse perché aveva portato troppa legna, e sentivo che gli volevo bene e mi dicevo: coraggio, ma la parola scusami mi restava in gola. Egli mi guardava di traverso, di tanto in tanto, e mi pareva più addolorato che arrabbiato. Ma allora anch'io lo guardavo bieco, per mostrargli che non avevo paura. Egli mi ripeté: ci rivedremo fuori. Ed io: ci rivedremo fuori. Ma pensavo a quello che mio padre mi aveva detto una volta: se hai torto, difenditi, ma non battere. Ed io dicevo tra me: mi difenderò, ma non batterò. Ma ero scontento, triste, non sentivo più il maestro. Infine arrivò il momento d'uscire. Quando fui solo nella strada, vidi che egli mi seguiva. Mi fermai e lo aspettai, con la riga in mano. Egli s'avvicinò. Io alzai la riga. No, Enrico, disse egli col suo buon sorriso, facendo in là la riga con la mano. Torniamo amici come prima. Io rimasi stupito un momento e poi sentii come una mano che mi desse uno spintone nelle spalle e mi trovai tra le sue braccia. Egli mi baciò e disse: mai più baruffe tra di noi, non è vero? Mai più, risposi, e ci separammo, contenti. Ma quando arrivai a casa e raccontai tutto a mio padre, credendo di fargli piacere, egli si rabbruscò e disse: dovevi essere tu il primo a tendergli la mano, perché avevi torto. Poi soggiunse: non dovevi alzar la riga sopra un compagno migliore di te, sopra il figliuolo di un soldato. E strappatami la riga di mano, la fece in 2 pezzi e la sbatté sul muro. Adesso leggo il racconto mensile. Sapete che il maestro ogni mese legge un racconto ai ragazzi, dà ai ragazzi un racconto da copiare, e il racconto di questo mese si intitola Sangue Romagnolo. Quella sera
La casa di Ferruccio era più quieta del solito. Il padre, che aveva una piccola bottega di merciaiolo, era andato a Forlì a fare delle compere e sua moglie l'aveva accompagnato con Luigina, una bimba, per portarla da un medico che doveva operarle un occhio malato e non doveva ritornare che la mattina dopo. Mancava poco alla mezzanotte. La donna che veniva a fare dei servizi di giorno se n'era andata sull'imbrunire. In casa non rimaneva che la nonna, paralitica alle gambe, e Ferruccio, un ragazzo di 13 anni. Era una casetta col solo piano terreno, posta sullo stradone, a un tiro di fucile da un villaggio poco lontano da Forlì, città di Romagna. E non aveva accanto che una casa disabitata, rovinata 2 mesi innanzi da un incendio, sulla quale si vedeva ancora l'insegna di un'osteria. Dietro la casetta c'era un piccolo orto circondato da una siepe, sul quale dava una porticina rustica, la porta della bottega, che serviva anche da porta di casa e s'apriva sullo stradone. Tutti intorno si stendeva la campagna solitaria, vasti campi lavorati, piantati a gelsi. Mancava poco alla mezzanotte, pioveva, tirava vento. Ferruccio e la nonna, ancora alzati, stavano nella stanza da mangiare, tra la quale e l'orto c'era uno stanzino ingombro di mobili vecchi. Ferruccio non era rientrato in casa che alle 11, dopo una scappata di molte ore, e la nonna l'aveva aspettato ad occhi aperti, piena d'ansietà, inchiodata sopra un largo seggiolone a braccioli sul quale soleva passare tutta la giornata e spesso anche l'intera notte, perché un'oppressione di respiro non la lasciava star coricata. Pioveva e il vento sbatteva la pioggia contro le vetrate. La notte era scurissima. Ferruccio era rientrato stanco, infangato, con la giacchetta lacera e col livido d'una sassata sulla fronte. Aveva fatto la sassaiola coi compagni, erano venuti alle mani, secondo il solito, e per giunta aveva giocato e perduto tutti i soldi e lasciato il berretto in un fosso. Benché la cucina non fosse rischiarata che da una piccola lucerna a olio, posta sull'angolo d'un tavolo, accanto al seggiolone, pure la povera nonna aveva visto subito in che stato miserando si trovava il nipote e in parte aveva indovinato, in parte gli aveva fatto confessare le sue scapestrerie. Essa amava con tutta l'anima quel ragazzo. Quando seppe ogni cosa si mette a piangere. Ah no, disse poi dopo un lungo silenzio, tu non hai cuore per la tua povera nonna, non hai cuore ad approfittare in codesto modo dell'assenza di tuo padre e di tua madre per darmi dei dolori. Tutto il giorno m'hai lasciata sola, non hai avuto un po' di compassione. Bada, Ferruccio, tu ti metti per una cattiva strada che ti condurrà a una triste fine. Ne ho visti degli altri cominciar come te e andare a finir male. Si comincia a scappar di casa, a attaccar lite con altri ragazzi, a perdere i soldi, poi, a poco, dalle sassate si passa alle coltellate, dal gioco agli altri vizi e dai vizi al furto. Ferruccio stava ad ascoltare, ritto a 3 passi di distanza, appoggiato a una dispensa, col mento sul petto, con le sopracciglia aggrottate, ancora tutto caldo dell'ira della rissa. Aveva una ciocca dei bei capelli castani attraverso la fronte e gli occhi azzurri immobili. Dal gioco al furto, ripeté la nonna, continuando a piangere. Pensaci, Ferruccio, pensa a quel malanno qui del paese, a quel Vito Mozzoni, che ora è in città a fare il vagabondo, che a 24 anni è stato 2 volte in prigione e ha fatto morire di crepacuore quella povera donna di sua madre, che io conoscevo,
e suo padre è fuggito in Svizzera per disperazione. Pensa a quel tristo soggetto, che tuo padre si vergogna di rendergli il saluto, sempre in giro con dei scellerati peggio di lui, fino al giorno che cascherà in galera. Ebbene, io l'ho conosciuto ragazzo, ha cominciato come te. Pensa che ridurrai tuo padre e tua madre a far la stessa fine dei suoi. Ferruccio taceva. Egli non era mica tristo di cuore, tutt'altro. La sua scapestrataggine derivava piuttosto da sovrabbondanza di vita e d'audacia che da mal d'animo, e suo padre l'aveva avvezzato male appunto per questo, che ritenendolo capace, in fondo, dei sentimenti più belli, ed anche messo a prova d'un'azione forte e generosa, gli lasciava la briglia sul collo e aspettava che mettesse giudizio da sé. Buono era piuttosto che tristo, ma caparbio e difficile molto, anche quando aveva il cuore stretto dal pentimento, a lasciarsi sfuggire dalla bocca quelle buone parole che ci fanno perdonare. Sì, ho torto, non lo farò più, te lo prometto, perdonami. Aveva l'anima piena di tenerezza alle volte, ma l'orgoglio non la lasciava uscire. Ah, Ferruccio, continuò la nonna, vedendolo così muto, non una parola di pentimento, mi dici. Tu vedi in che stato mi trovo ridotta, che mi potrebbero sotterrare. Non dovresti aver cuore di farmi soffrire, di far piangere la mamma della tua mamma, così vecchia, vicina al suo ultimo giorno, la tua povera nonna, che t'ha sempre voluto tanto bene, che ti cullava per notti e notte intere quando eri bimbo di pochi mesi e che non mangiava per baloccarti. Tu non lo sai. Io dicevo sempre, questo sarà la mia consolazione. E ora tu mi fai morire. Io darei volentieri questo po' di vita che mi resta per vederti tornar buono, obbediente come quei giorni, quando ti conducevo al santuario. Ti ricordi, Ferruccio, che mi riempivi le tasche di sassolini e di erbe? Io ti riportavo a casa in braccio, addormentato. Allora volevi bene alla tua povera nonna. E ora che sono paralitica e che avrei bisogno del tuo affetto come dell'aria per respirare, perché non ho più altro al mondo, povera donna mezza morta che sono. Ferruccio stava per lanciarsi verso la nonna, vinto dalla commozione, quando gli parve di sentire un rumor leggero, uno scricchiolio nello stanzino accanto, quello che dava sull'orto. Ma non capì se fossero le imposte scosse dal vento o altro. Tese l'orecchio. La pioggia scrosciava, il rumore si ripeté. La nonna lo sentì, anche lei. Cos'è? Domandò la nonna. La pioggia, mormorò il ragazzo. Dunque, Ferruccio, disse la vecchia asciugandosi gli occhi, me lo prometti che sarai buono, che non farai mai più piangere la tua povera nonna? Un nuovo rumore leggero la interruppe. Ma non pare la pioggia, esclamò, ma soggiunse subito. Vai a vedere. No, resta qui, e afferrò Ferruccio per la mano. Rimasero tutte e due col respiro sospeso. Non sentivano che il rumore dell'acqua. Poi tutte e due ebbero un brivido. All'uno e all'altra era parso di sentire uno stroppicio di piedi nello stanzino. Chi c'è? Domandò il ragazzo, raccogliendo il fiato a fatica. Nessuno rispose. Chi c'è? Ridomandò Ferruccio, agghiacciato dalla paura, ma aveva appena pronunciato quelle parole che tutte e due gettarono un grido di terrore. Due uomini erano balzati nella stanza. L'uno afferrò il ragazzo e gli cacciò una mano sulla bocca. L'altro strinse la vecchia alla gola. Il primo disse: zitto se non vuoi morire. Il secondo: taci, e levò un coltello. L'uno e l'altro avevano una pezzuola scura sul viso, con due buchi davanti agli occhi.
Per un momento non si sentì altro che il respiro affannoso di tutti e quattro e lo scrosciar della pioggia. La vecchia metteva dei rantolii fissi e aveva gli occhi fuori del capo. Quello che teneva il ragazzo gli disse nell'orecchio: «Dove tieni i denari tuo padre?» Il ragazzo rispose con un fil di voce, battendo i denti: «Di là, nell'armadio». «Vieni con me», disse l'uomo, e lo trascinò nello stanzino, tenendolo stretto alla gola. Là c'era una lanterna sul pavimento. «Dov'è l'armadio?» domandò. Il ragazzo, soffocato, accennò l'armadio. Allora, per essere sicuro del ragazzo, l'uomo lo gettò in ginocchio davanti all'armadio e, serrandogli forte il collo fra le proprie gambe in modo da poterlo strozzare sull'ava, e tenendo il coltello fra i denti e la lanterna da una mano, cavò di tasca con l'altra un ferro acuminato, lo ficcò nella serratura, frugò, ruppe, spalancò i battenti, rimescolò in furia ogni cosa, si riempì le tasche, richiuse, tornò ad aprire e fugò ancora. Poi afferrò il ragazzo alla gola e lo risospinse di là, dove l'altra teneva ancora agguantata la vecchia convulsa, col capo arrovesciato e la bocca aperta. Costui domandò a bassa voce: «Trovato?» Il compagno rispose: «Trovato», e soggiunse: «Guarda l'uscio». Quello che teneva la vecchia corse alla porta dell'orto a vedere se c'era nessuno e disse dallo stanzino con una voce che parve un fischio: «Vieni». Quello che era rimasto e che teneva ancora Ferruccio mostrò il coltello al ragazzo e alla vecchia, che riapriva gli occhi, e disse: «Non una voce, o torno indietro o vi sgozzo», e li fissò un momento tutte e due. In quel punto si sentì lontano per lo stradone un canto di molte voci. Il ladro voltò rapidamente il capo verso l'uscio e in quel moto violento gli cadde la pezzuola dal viso. La vecchia gettò un urlo: «Mozzoni, maledetta!» ruggì il ladro riconosciuto: «Devi morire!» e si avventò a coltello alzato contro la vecchia, che svenne sull'atto. L'assassino menò il colpo, ma con un movimento rapidissimo, gettando un grido disperato, Ferruccio s'era lanciato sulla nonna e l'aveva coperta col proprio corpo. L'assassino fuggì, urtando il tavolo e rovesciando il lume, che si spense. Il ragazzo scivolò lentamente di sopra la nonna e cadde in ginocchio e rimase in quell'atteggiamento, con le braccia intorno alla vita di lei e il capo sul suo seno. Qualche momento passò. Era buio fitto. Il canto dei contadini s'andava allontanando per la campagna. La vecchia rinvenne. «Ferruccio», chiamò con voce appena intelligibile, battendo i denti. «Nonna», rispose il ragazzo. La vecchia fece uno sforzo per parlare, ma il terrore le paralizzava la lingua. Stette un pezzo in silenzio, tremando violentemente. Poi riuscì a domandare: «Non ci sono più?» «No, non m'hanno uccisa», mormorò la vecchia con voce soffocata. «No, siete salva», disse Ferruccio con voce fioca. «Siete salva, cara nonna. Hanno portato via dei denari, ma il babbo aveva preso quasi tutto con sé». La nonna mise un respiro. «Nonna», disse Ferruccio, sempre in ginocchio, stringendola alla vita, «cara nonna, mi volete bene, non è vero?» «Oh, Ferruccio, povero figliuol mio», rispose quella, mettendogli le mani sul capo, «che spavento deve aver avuto. Oh, Signore Dio, accendi un po' il lume. No, restiamo al buio, ho ancora paura». «Nonna», riprese il ragazzo, «io vi ho sempre dato dei dispiaceri». «No, Ferruccio, non dir queste cose. Io non ci penso più, ho scordato tutto, ti voglio tanto bene». «V'ho sempre dato dei dispiaceri», continuò Ferruccio, a stento, con la voce tremola, «ma vi ho sempre voluto bene. Mi perdonate? Perdonatemi, nonna». «Sì, figliuolo, ti perdono con tutto il cuore. Pensa un po' se non ti perdono. Levati,
Sollevati, bambino mio, non ti sgriderò mai più. Sei buono, sei tanto buono. Accendiamo il lume, facciamoci un po' di coraggio. Alzati, Ferruccio. Grazie, nonna, disse il ragazzo, con la voce sempre più debole. Ora sono contento. Vi ricorderete di me, nonna, non è vero? Vi ricorderete sempre di me, del vostro Ferruccio. Ferruccio mio, esclamò la donna, stupita e inquieta, mettendogli le mani sulle spalle e chinando il capo, come per guardarlo nel viso. Ricordatevi di me, mormorò ancora il ragazzo con una voce che pareva un soffio. Date un bacio a mia madre, a mio padre, a Luigina. Addio, nonna. In nome del cielo, cos'hai? Gridò la vecchia, palpando affannosamente il capo del ragazzo che le si era abbandonato sulle ginocchia. E poi con quanta voce aveva in gola disperatamente: Ferruccio, Ferruccio, bambino mio, amor mio, angeli del paradiso, aiutatemi. Ma Ferruccio non rispose più. Il piccolo eroe, il salvatore della madre di sua madre, colpito da una coltellata nel dorso, aveva reso la bella e ardita anima a Dio. Bene, spero che la lettura vi sia piaciuta, un racconto un po' triste ma pieno di significato e di cose belle. Vi saluto, vi auguro una buona giornata e come sempre vi abbraccio con tanto affetto. A presto.